Io non lo faccio parlare, lo vorrei soltanto un poco vicino a noi. Lui comunque vi assicuro che sa parlare, lui è anche uno storico della canzone. Facciamoci un applauso, sennò che rispetto Salvatore Architravo, il nostro direttore artistico. Guardate qua che carino. Ragazze, guardate che non è ancora impegnato. È un buon partito. Però sta all'altezza della si è situazione. provato, infatti vedo giù questi tutti quanti. Lui sta avendo un buon successo come direttore artistico, come regista, come inviato speciale nelle nostre trasmissioni. Innanzitutto devo dire che per me è un piacere, io di solito sto dietro alla telecamera, quindi già sono un po' in imbarazzo a stare davanti. Sai che diceva? Sta in alto, in alto. Quindi... Oscar Romario diceva, amami su un bambolotto con posi giù. Continua, prego. Allora tu hai conosciuto Mario Merola? Io ho avuto il piacere di conoscere... quando lui scomparve. L'ultima volta che l'ho incontrato è stato nel 2005, nel novembre del 2005, cioè un anno prima, quando fu insignito del titolo di Cavaliere di Malta. Sì. Mi trovai là, c'era anche Rondi, c'era nonno Mario, alla Sorrisa. Un bacio al nonno Mario, un saluto grande. Grazie. Io non dico un bacio grande, dico un saluto grande. Un saluto grande. Ciao Mario. Quindi questo è il mio ultimo ricordo che ho avuto con Merola. Ricordo quell'alone che portava addosso Mario, perché metteva soggezione, però voi che l'avete conosciuto più da vicino, so che c'era un lato morbido. Io non ho avuto il piacere di ammorbidire, di conoscerlo di più. Però questo è il mio ricordo che ho di Mario Merola. Poi lo ricordo attraverso i ricordi con nonno Mario, perché c'è un aneddoto proprio che riguarda nonno Mario Trevi con Merola, che l'ha riportato anche nel libro. Sì. Ma non lo sapevo. Vabbè, non sono stato presentato così, però per carità, come direttore artistico già sono onorato di questo titolo. La prima esibizione in pubblico di Merola ci fu proprio per un ritardo di nonno Mario, come scrisse anche Merola nel... ci fu l'inversione, c'era anche Aldo Riva. C'era anche Aldo Riva che mi suggerisce da dietro le quinte, che lui è una memoria storica vivente. E poi ci sono state tantissime altre, hanno condiviso festival, tournée, ne sono tantissimi, e poi io ho il piacere qua di avere un'altra testimonianza. È mio. Salvatore Architravo, la mia curiosità. Sì. Com'è che tu, nonostante la tua giovane età, perché i giovanotti all'età tua pensi di discoteche, pensi di compagnie, pensano a tante cose oggi che io definisco, forse da anziano, definisco cose strane. Un giovane di ieri, no anziano. Il giovane di ieri, diciamo, perché tu sei propenso a fare altre cose, sei una persona molto basata, una persona molto educata, io te l'ho sempre detto da quando ho avuto il piacere di conoscerti. Perché tu sei così erudito in materia di canzoni napoletane e teatro in genere? Allora, innanzitutto io sono un fortunato, sì, proprio perché avendo principalmente il nonno, è stata il primo passaggio che mi ha incuriosito per questo mondo. Poi io non ho avuto la fortuna di vedere, io in questo caso parlo più per pagine lette che per momenti di vita vissuti, perché io in questo momento sono in compagnia di testimoni di questo periodo. Però io attraverso lo studio della carriera del nonno poi mi sono allargato a quelli che erano anche gli altri protagonisti di quel periodo storico, sì, quindi Merola, ma anche come Fierro, come Bruni, come Gallo, come tutti questi grandi personaggi, il colonnato che mantiene la canzone napoletana. Mario Merola? Merola, stiamo parlando di uno dei maggiori esponenti della seconda metà del Novecento, quindi parliamo di chi forse tra i maggiori
che ha portato la canzone napoletana attraverso il Tutti cinema, attraverso il teatro, la sceneggiata, che è riuscita a varcare i confini. Tanto anche tuo nonno Quindi- ha fatto tanti film tratti dalle sue sceneggiate. sì, quello A me era- è rimasta era il molto periodo- impressa, è stata la Pagella, che è stata quella una è meraviglia. Era un po', vabbè, Una noi stiamo meraviglia. parlando di Merola adesso. No, non mi vabbè, no, io permetto sto di- parlando di- degli attori, gli parliamo attori che hanno anche portato di le film. sceneggiate La delle pagella di canzoni. Gabriele Punta non si trova. Non si trova di che lui. Questo è un periodo storico che va sempre riscoperto e rispolverato, perché la mia generazione deve conoscere questo Ti periodo. hanno educato con Che quel tipo di noi, canzoni. almeno la mia generazione, ha la sfortuna di non sapere a Rovanim. Questo è un danno. Noi dobbiamo Bravo. sapere Bravo. quali sono le nostre radici, ma Benissimo, Merola, vedi, ma fino a mi scusi la Pasquariello, verità, fino quello che ho detto io, ma da c'è, all'Ottocento con la Piedigrotta, queste sono cose fondamentali perché sono la nostra storia, la nostra identità e le dobbiamo conoscere, perché quando ci parlano male da Innanzitutto fuori rispettare. noi possiamo rispondere. Questa è l'importanza Tu della sei uno di conoscenza. quelli che difenderà sempre la canzone napoletana. Io finché faccio il passaggio, diciamo, da generazione, ma io finché ce la faccio farò sempre Se di tu non tutto per fossi portare stato avanti. il nipote di Mario Trevi, l'avresti pensato così? O hai seguito il suo insegnamento? Allora, io per questo che dico che sono un fortunato, Ecco. perché ho avuto questo. Però ci sono, anche come Giuseppe Nappa che è stato citato prima, ci Sì. sono ragazzi che hanno questa passione verso questo mondo. Anzi, forse loro hanno un pregio in più, perché si sono avvicinati senza un riferimento, quindi là c'è la passione vera e propria. A me c'è la passione sia di sangue che d'arte, quindi forse, anche se non è detto, perché ci sono alcuni eredi, alcuni nipoti che conosco che hanno tutta questa voglia di pensano studiare diversamente. le colonne della loro Fermiamoci famiglia. qui, se no andiamo È meglio. peggio per loro. Va bene. La chiusura per Salvatore Architravo. La chiusura è, innanzitutto ringrazio l'editore Angelo Ucciero per aver creato questo salotto per ricordare il maestro Mario Merola. Lo ringrazio per tutti questi progetti che sta facendo per ricordare la canzone napoletana e i suoi interpreti. Mi permetto anche di salutare gli altri, perché come abbiamo nominato i cognomi gloriosi come Fierro, Bruni, Rondinella, io voglio salutare, anche se permettete, pure nonno Mario Trevi, Ciao Mario. Ci abbiamo ciao. anche salutato. Giulietta Sacco, Mirna Doris, Pino Mauro, gli ultimi testimoni di quest'epoca. Della grande Quindi canzone. grazie, vi ringrazio per quello che ci avete dato. Ma sono innamorato di te, e come posso dire, si tu appartieni, o meglio amico mio,